Si è interrotta drammaticamente a 29 anni mentre viaggiava in moto tra Mira ed Olo la vita di Ernesto Greborio, originario di Palermo. Da tempo viveva nel veneziano per motivi di lavoro. Era un agente di polizia in servizio all'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Sulle cause che hanno portato il giovane ad uscire di strada ora indagano i carabinieri di Mira. La dinamica è da accertare, ma pare che l'incidente sia avvenuto attorno alla mezzanotte e nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Si tratterebbe quindi di un'uscita di strada autonoma. Di certo comunque c'è solo che i tentativi di soccorso prestati al 29enne dai sanitari del 118 si sono rivelati drammaticamente vani. Gregorio stava raggiungendo un collega e sarebbe stato quest'ultimo a lanciare l'allarme non vedendolo arrivare. Oggi è il momento del lutto e del cordoglio. Ernesto è descritto da chi lo ha conosciuto come un ragazzo solare e pieno di vita, una vita interrotta drammaticamente percorrendo in moto via Nazionale.